La questione che in questo momento più preoccupa le imprese, più preoccupa Confartigianato Vicenza è la crisi di liquidità. È il problema che abbiamo di far fronte a quelli che sono gli impegni di fine mese, è il problema che abbiamo nel far fronte a tutte le scadenze, queste, quelle immediate, ma non solo queste, avere liquidità poi per la ripartenza, perché prima o poi il coronavirus finirà e avremo bisogno di ingenti finanziamenti per poter far fronte a quelle che sarà la ripresa del lavoro, quando poi tutto ricomincerà. Ecco, queste sono le cose che in questo momento più pressano le imprese, assieme all'altro problema che è quello che chi ha l'impresa chiusa non la può andare a visitare. Ebbene, poter andare a vedere la propria impresa dove all'interno ci sono i propri macchinari, dove c'è il proprio magazzino, dove possono esserci anche milioni di euro di patrimonio tra macchinari e magazzino, questo ci dà veramente delle preoccupazioni importanti. Bisogna che il governo in maniera molto veloce dia la possibilità agli imprenditori di poter andare a visitare le imprese.